Dipende da come si manifesta e soprattutto dalla capacità degli organizzatori di far rispettare le norme. A Conegliano questo non è successo. Mette in guardia gli organizzatori della manifestazione di domenica 18 di In Piazza per la Libertà, che tentano la replica a Vittorio Veneto, incassando già il no del primo cittadino. Per i Novax presenti a Conegliano non solo sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, assenza delle mascherine e del distanziamento, la questura fa presente che potrebbero esserci anche delle violazioni di carattere penale per i comportamenti riscontrati dalle forze dell'ordine. Gli investigatori stanno esaminando il materiale raccolto, la cui valutazione è al momento solo nella fase iniziale, si legge nella nota, per cui non si esclude che verranno individuati altri soggetti destinatari di provvedimenti. Intanto gli organizzatori si rimettono in moto per il 2 maggio. So di questa richiesta di questo avviso, di una nuova manifestazione che viene appunto, come prevede la norma, inviato alla questura. Vedremo con il prosieguo se effettivamente questa istanza c'è stata, il questore valuterà, non escludo anche un passaggio in comitato. Occorre capire esattamente gli organizzatori cosa intendono fare e che impegni intendono prendersi.